Allora, questa è la quinta volta che faccio partire il video perché non riesco ad approcciarmi e non riesco a concepire come fare un'introduzione a questo video. Credetemi, siamo nel 2024 e suscitano ancora clamore le parole di Fabrizio Corona che sta per rivolgere al giocatore della Juventus Dusan Vlahovic. Ripeto, siamo nel 2024, non nel 1800, quindi siamo in tempi moderni, no? E credetemi, come ho già detto prima, è la quinta volta che faccio partire questo video perché è una cosa difficile, un argomento alquanto difficile parlarne, no? Naturalmente, perché ne stanno parlando praticamente quasi tutti e quindi è giusto che io dia la mia opinione, no? Sapete, io tifo Napoli, però seguo anche le altre squadre, seguo l'Inter, il Milan, l'Inter, la Roma, tutte quante le squadre di Serie A. Volevo fare anche un video su Girardino, ma sinceramente cosa vuoi dire a una società che manda a cagare un allenatore dopo quello che sta facendo a Genova, Girardino, dopo che gli hanno venduto mezza squadra, va bene? Quindi lasciamo perdere questo discorso, ma torniamo al fatto del video, ovvero l'argomento principale. Innanzitutto Ayu, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, mi raccomando iscrivetevi al canale, l'obiettivo sono i 10k. Detto questo, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, ovvero Fabrizio Corona, il grande Fabrizio Corona, se ne esce, se non erro ieri, però dovrebbe farle oggi queste dichiarazioni su Dusan Vlahovic dicendo Dusan Vlahovic è gay, non lo vuole ammettere, ma io so che il giocatore è gay. Bene, io ribadisco, siamo nel 2024 e credetemi, c'è ancora gente che ha pregiudizi su atleti, giocatori, tennisti, nuotatrici, nuotatori che sono omosessuali. Cioè, fatemi capire una cosa, a voi persone, sinceramente, se quello fosse o non fosse omosessuale, ma a voi, no, cosa stracazzo ve ne fotte? La domanda è questa. Caro Fabrizio Corona, tu sei campato anni con l'Elemora, sappiamo tutti qual è stato il tuo rapporto con l'Elemora, quindi non venire a fare il santo, caro Fabrizio Corona. Ecco, permettimi di dire anche un'altra cosa. Quando ci fu lo scandalo calcio scommesse dei giocatori della Serie A, ribadisco, Serie A, tu hai fatto uscire solo i nomi di 2 o 3 giocatori, ovvero Tonali e Fagioli. Va bene. Però poi in un'altra intervista, di tua stessa parola, di tua stessa ammissione, dicesti che c'erano anche giocatori dell'Inter, ma che tu non avresti fatto i nomi per il semplice fatto che sei tifoso interista. Bene, caro Fabrizio Corona, ora te ne esci con questa cosa di Vlahovic. A me sinceramente, se il ragazzo gli possano piacere gli uomini, a me non mi fa né caldo né freddo, a differenza di molte persone qui in Italia, no? Che hanno ancora la mente chiusa, no? Sembra di vivere nel 1800 in Italia sotto alcuni aspetti. Mettiamoli al rogo. Allora a questo punto mettiamo Vlahovic al rogo, visto che le colpe della Juventus sono tutte di Vlahovic, mettiamolo al rogo. Eccolo lì, il fuoco è già acceso, mettetelo al rogo. Perché ora ve ne state uscendo anche dicendo, ah vedi, ecco perché lui sta pensando a questo, non sta pensando alla Juve, per questo lui non gioca bene, per questo ha creato il finto infortunio, per questo di qua e per questo di là. Allora, io ribadisco che nel 2024 si continui a parlare di atleti o presunti atleti che siano omosessuali. Ribadisco, a voi, cosa stracazzo vi cambia? Cosa stracazzo vi cambia? Sì, potremmo fare la battuta su Vlahovic, ecco perché non la mette dentro e piglia solo pali, ma finisce lì, è una battuta, cazzo. A me se quello va con un altro uomo, o va con 2 donne, o va con 3 uomini, con 3 donne, a voi della vita privata delle persone non ve ne deve fregare un cazzo. E fossi in Vlahovic, ragazzi, sapete cosa farei? Se questa notizia fosse vera,
Se poi sapete com'è Corona, campa sulle disgrazie altrui, naturalmente, ragazzi, Corona è questo, lo sappiamo chi è Fabrizio Corona, non lo veniamo a scoprire oggi e non lo scopriremo fra 10 anni. Fabrizio Corona è costui che campa sulle disgrazie dell'altra gente, butta fuori merda su persone, ora sta buttando merda sulla famiglia Elkan, sulla Juventus, caso strano però che vuole di sua stessa missione. Io roba dell'Inter non ne parlerò mai perché sono tifoso interista, e allora sei doppiamente lota, caro Fabrizio Corona, abbi pazienza, perché se tu sai devi parlare e allora vedi che poi a finale forse a Rogo ci dovresti andare tu e non Dusan Vlahovic. Perché dovete fare questa cosa mediatica intorno a questo povero Cristo, a questo povero ragazzo? Per cosa? A voi cosa vi cambia? A voi tifosi, a voi italiani trogloditi, Vabbè, perché voi no, la famiglia tradizionale, e poi andate a zoccole. Vabbè, la famosa famiglia tradizionale, che in Parlamento tanto se ne parla, la famiglia tradizionale, e poi vai a vedere, sono i primi che vanno a zoccole e vanno a troie, oppure sniffano dalla mattina alla sera. Vabbè, quindi quando mi venite a fare, quando io sento gente parlare di questa cosa, credetemi, vabbè, io trovo più schifoso il comportamento di Fabrizio Corona e non quello di Dusan Vlahovic, che è un povero Cristo messo lì alla gogna mediatica di tutta Italia o di tutto il mondo, diciamo così. E ribadisco, a voi della vita privata non ve ne deve fregare un cazzo. Indossa la maglia della Juventus, dell'Inter, del Napoli. Ti fa godere quando segna, oppure quando non segna, i tifosi avversari. Queste sono cose che poi sono punti di vista a vederla, perché naturalmente tu godi quando Vlahovic non segna, no? Specialmente quando glielo contro Fantacalcio, non ha segnato, sta pigliato palla, la buttata fuori a 2 metri, di qua e di là. Uno gode e poi naturalmente c'è l'altra parte della medaglia, ovvero i tifosi bianconeri che quando lo vedono segnare esultano. E ribadisco, a voi cosa vi cambia se a quello gli piacciono gli uomini o le donne? A voi tifosi o voi persone comuni italiani, cosa vi cambia? Solo questo io voglio sapere. Cosa vi cambia? Perché ora dovete fare lo scoop, ora c'è lo scoop su Vlahovic, ecco perché si è fatto male in nazionale, era finto, addirittura io ho sentito gente dire Vlahovic non si è fatto niente, è tutta una messa in scena perché non vuole giocare. Ragazzi, sto povero Chris sta pazziando da inizio campionato, Champions League, campionato, nazionali, Nations League, sta facendo 3 competizioni, solo soletto lì davanti. Si è preso un affaticamento muscolare, che poi non è detto che sia un affaticamento muscolare, non c'è nulla di rotto su Vlahovic, però perché dovete ora attaccarlo su quest'altra, su questa presunta omosessualità di Dusan Vlahovic? Non riesco a concepire. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli. Ciao!